Se i catanesi hanno apprezzato il modello Catania, così come c'è stato proposto in questi anni, questi ultimi 5 anni, è ridisegnato negli stessi termini nella proposta politica della destra, immagino che abbiano apprezzato quel modello Catania. Non è il nostro, questo è abbastanza chiaro. Quel modello Catania non ha, ai miei occhi, prodotto risultati entusiasmanti, anzi, ha prodotto risultati assai preoccupanti. Io spero che la prossima amministrazione capisca che, finita la campagna elettorale, c'è bisogno di un vero cambiamento, perché se veramente si ripresentasse e si riproponesse il modello Catania, credo che cominceranno a crescere i giovani e le imprese che lasceranno questa città. Secondo lei qualcosa non ha funzionato nella campagna elettorale? Quando l'offerta politica che si mette in campo non è apprezzata dalla maggioranza degli elettori, sicuramente qualche cosa non ha funzionato. Sicuramente alcune proposte non sono state ben spiegate, può anche darsi che alcune proposte non siano state capite. Gli elettori votano con coscienza, sono spesso ben informati. Spero che non ci siano stati condizionamenti di alcun tipo. Non abbiamo potuto accertarlo, ma questo è l'auspicio che tutti dovremmo avere, che tutti vanno a votare liberamente. Non lo so se è stato così. Si sente di garantire la compattezza del fronte progressista da qui in avanti o c'è il rischio che poi uno vada per la propria strada?